L'Europol, istituto privato di vigilanza alcamese, celebra domani, con inizio alle 17:30, l'8° anniversario della sua fondazione nella sede che si trova sulla statale 113. Il comandante Salvatore Trovato ha programmato una serie di iniziative, tra le quali la cerimonia in ricordo di Luigi Zippo, guardia giurata, caduta nell'adempimento del proprio dovere, che sarà preceduta dallo schieramento dei reparti e dal bilancio di un anno di attività che sarà illustrato dal comandante. Saranno conferiti il riconoscimento alle guardie giurate distintesi durante il servizio e alle 20:30 i Calandra e Calandra presenteranno l'ultimo videoclip dal titolo La leggenda di Colapisci e subito dopo il via al concerto del duo Alcamesi che da anni, con le sue canzoni, riscuote grande successo in Italia e all'estero. È un videoclip che abbiamo girato nell'isola di Marettimo, per cui si vedranno anche i fondali di quest'isola, di questo bellissimo mare, e interpretiamo appunto sul nostro brano La leggenda di Colapisci, che è quell'eroe siciliano che si getta a mare, come si suol dire, per sostenere la nostra terra e salvarci da un eventuale pericolo di affondamento. Siete stati di recente all'Expo di Milano, continuate una bellissima attività portando avanti musiche e canzoni originali da voi composte, così come quelle della nostra tradizione, una cosa che vi fa veramente onore. Sì, dobbiamo ringraziare, se posso approfittarne, il sindaco di Castelvetrano che ci ha chiamati per invitarci a suonare all'Expo e noi abbiamo accettato con vero piacere perché siamo riusciti a portare la musica ai siciliani che sono al nord, ma soprattutto anche a far conoscere le nostre tradizioni popolari, musicali, anche alle persone, diciamo, agli abitanti del nord. Poi è stata anche un'occasione piacevole per presentare in anteprima su uno schermo gigante, su un video wall enorme a Milano, appunto, la leggenda di Colapisci. C'è qualche altro progetto di videoclip? E se puoi anticiparci qualcosa? No, sicuramente c'è, non anticipiamo sicuramente il soggetto del video, però già abbiamo finito un brano che aspettiamo già da qualche mese per poter produrre un nuovo video. E poi abbiamo altri 3-4 brani per completare il nostro CD, per cui tantissima carne a fuoco. Tornando all'Europol, si tratta di un'importante realtà cresciuta nel tempo, con proprie agenzie in numerose città siciliane, che con il proprio personale garantisce importanti servizi di vigilanza nel territorio, dando sicurezza a cittadini e imprese. I suoi agenti hanno sventato decine di azioni criminali, guadagnandosi la stima e il plauso da parte dei cittadini e di tutte le autorità con le quali collaborano con grande professionalità.